Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Signore Ascolto, buongiorno, speciale di friulitv.net, parliamo di ambiente, abbiamo proprio preso al volo che è appena rientrato dal Salento il presidente di Fare Verde Francesco Greco, a quale do il buongiorno e ben ritrovato presidente. Per quanto riguarda questa, le vacanze come sono andate innanzitutto? Ultimamente nel Salento è una terra magnifica, buona tutela dell'ambiente, anche se una presenza di turisti fuori norma ha messo a dura prova la tenuta del sistema. Ecco, una cosa da sottolineare è che per gli amici che ci stanno guardando da casa, che la telecamera piazzata su una sede stradale funziona, perché molti pensano che in questo momento ci sia un autovelox, invece siamo noi che stiamo facendo l'intervista, e evito anche di commentare magari cosa potrebbero dirci. Senta Presidente, allora facciamo un po' il punto della situazione per quanto riguarda l'andamento ambientale in questi 8 mesi del 2021 in Italia. Sicuramente un rammarico. Abbiamo visto gli incendi quest'estate che hanno messo veramente a dura prova la comprensione del genere umano. Solamente la stupidità può portare a distruggere così madre natura. Intere regioni come la Sardegna, la Sicilia, la Calabria, la stessa Puglia, ma anche il centro e nord Italia sono stati percorsi dalla stupidità umana. In questo il ricordo non può andare che a quel Presidente del Consiglio dei Ministri che decise la soppressione in Italia del Corpo Forestale dello Stato con un depotenziamento che a me quest'estate all'improvviso ha presentato la mancanza del Corpo Forestale dello Stato ha fatto sì che, sebbene accorpato nei carabinieri, sia mancato un controllo e una tutela del territorio. Senta, però dall'altra parte possiamo dire anche che ci sono anche troppi forestali da qualche altra parte, non tanto in Puglia, ma magari in Calabria, dove alla fine gli incendi sono moltiplicati come i pani e i pesci, no? Ma queste purtroppo si può dire sono delle boutade, tanto per fare un po' di rumore. Caro direttore, il problema è che si è giocato sulle parole. Certo. Si è parlato di forestali quando dovevano essere operai forestali e giocando sugli operai forestali, spesso assunti in maniera eccessiva, penso alla Sicilia o alla Calabria, si è andato a sopprimere il corpo forestale dello Stato, ossia una polizia il cui principale compito era la tutela del territorio. Certo. Giocando su questo abbiamo creato un danno enorme all'Italia. Senta, torniamo a bomba, torniamo alle iniziative di Fare Verde. Chiaramente si inizia verso tra poco, no? Si inizia la parte autunnale, ci sono già cose importanti in cantiere, no? Siamo già operativi in questi giorni a Duino Auresina, 27, 28 e 29 agosto è in corso l'iniziativa Mare e Terra Sailing nell'ambito del progetto Amare FVG, una serie di iniziative che purtroppo quest'anno ancora una volta a causa Covid viene fatta online, ma che serve a tutelare il territorio, a parlare del territorio nell'ambito dell'attività della Regione Friuli Venezia Giulia, dell'assessore Scoccimarro, tesa a tutelare il mare e far conoscere le bellezze di questo territorio. A Duino ci siamo, se andate sui canali social del comune ci si può connettere e seguire le varie attività, ma è l'inizio. Ci eravamo lasciando parlando di tutela del territorio a Premariaco con la pulizia del fiume Natisone vicino al Ponte Romano e il corso. Ripartiamo dai rifiuti perché solamente un'attenzione verso madre natura può permetterci di iniziare a ipotizzare una tutela del nostro futuro.
unendoci a quella che è la battaglia storica di fare verde, dare voce a chi non vota, generazioni future, madre natura, tutela degli animali. Lo faremo collaborando nell'ambito dell'educazione civica anche con scuole come l'Istituto Daronco di Gemona, dove stiamo organizzando una mostra sul problema della plastica in mare. I ragazzi stanno realizzando dei pannelli che serviranno poi per dialogare con i cittadini e con gli studenti su questa problematica, richiamando all'attenzione come piccoli gesti quotidiani possono più o meno trasformare il nostro futuro. Non lo diciamo da 20 anni, ora lo stanno scoprendo tutti. Noi siamo contenti perché vuol dire che la nostra verità era fondata, e nel momento in cui ne parlano le bocche anche degli altri vuol dire che finalmente stiamo raggiungendo i nostri obiettivi. Grazie Presidente, non resta che augurare buon lavoro come in questi casi. Grazie a voi e alla prossima. E grazie anche ai nostri amici e vicini e lontani per questo collegamento live. Ogni tanto il telefono, come vedete, fa un po' le bizze non dovute a noi, ma comunque l'intervista è venuta in diretta, peccato insomma ogni tanto lo Zoom faccia questi scherzi. Comunque grazie ancora a tutti e non resta che augurare un buon proseguimento di giornata con i programmi di friulitv.net.